Buongiorno Italia, buongiorno Maria, oggi è sabato, quindi... Marchette. Questo sabato sono arrivati due articoli che non sapevo se accettare oppure no, perché ho detto ma c'entrano, non c'entrano con i camper, ho detto ma, anche perché io di questi aggeggi ne ho in quantità, quindi li regalerò, ma prendiamo su il mio mezzo di trasporto, facciamo tutta la strada, sperando che ci sia traffico e rechiamoci in laboratorio. Eccoci arrivati in laboratorio. È bellissimo sto laboratorio. Potrei anche accendere le luci al laboratorio. Ma sono le 10 del mattino, cosa accendi le luci? Cioè è più un blocco psicologico che tecnico. Anyway, non sono bravo a fare recensioni, ti racconto semplicemente quello che mi è arrivato. Innanzitutto parliamo di un sito che è New Chic, è un sito di cineseria, quindi c'è un po' di tutto, di abbigliamento, accessori particolari, sai come sono i China. E tra questi accessori particolari cosa hanno scelto di mostrare al pubblico delle puntine? Sto zainetto! Si arriva a sbattere così? No, l'ho visto fare sull'internet, ho detto lo faccio anch'io, però vedi, le cose copiate non vengono mai bene. Questo zainetto ha una cosa complicatissima, credo che è la combinazione, chissà come si mette, probabilmente dentro ci sarà una sorta... All'interno c'è sto cellophane, non capisco. Allora in Italia lo zainetto è anche carino perché loro trattano molti marsupi, no? Cioè vedi, c'hai una sola tiracca, no? Perché tanto hanno detto, ma i teenager usano mettere solo una tiracca nello zaino, quindi perché farne due? È un po' imbottito. C'è una tasca interna qua, una tasca laterale qua. Per il momento niente di particolare. Sarà che sono le 10 del mattino, quindi insomma, come si suol dire, del primo mattina! Quello che mi colpisce subito, certo, può essere che è simpatico, che gli hanno fatto un attacco USB, questo perché? Perché se vai ad aprire dentro c'è questo attacco qui che lo puoi collegare a un power bank. Aspetta che il marchettaro ha un power bank che aveva marchettato. Tac! Ha varie taschette, sì, piccolino ma carino, con tante taschettine piccoline. Prendo un telefono a caso, il mio, e attacco sull'USB qua, tac! È andato su il primo colpo. Sai la storia dell'USB? Cioè, credo che chiunque conosce bene la storia dell'USB che non va mai al primo colpo, ma devi girarla dall'altra parte. Anyway, ci attacco il singolo telefono. Tac. Simpatico, carino. C'è una cosa però che non capisco, sempre per il discorso che sono le 10 di mattina. La combinazione. C'è anche la combinazione. Ma cosa serve la combinazione? Cioè... Apriamo, scusa. Cioè, la combinazione, vedi, dentro... non è collegata a nulla, no? Quindi è solo fuori. Probabilmente non riesco a capire, ci deve essere 701, c'è scritto qua, quindi sai anche la mia combinazione. Proviamo a mettere 000. Ah sì, con 000 si apre, però non capisco cosa cavolo puoi attaccarci qua, veramente non capisco. Beh, piccolino, vedi, no? Non c'è nulla da parlare, quello che c'è si è visto. E poi c'è questo, devo fare l'introduzione un po' diversa. Per gli amanti dei videogiochi questo zainetto non può non ricordarti Crysis, sempre monotiracca, adatta sia per i destri che per i mancini, ossia adatta sia per le persone normali che per le bestie di Satana. Era solo una battuta, so che si pensava così nel Medioevo. Singano qualitativamente com'è la roba, ma ti dirò, quello di prima se lo usi tutti i giorni ti dura un anno, sono quelle cosine, hai capito? Questo qua sì, mi sembra molto più robusto, cioè più che altro non è tanto robusto, non vedo punti dove potrebbe rompersi, danneggiarsi. Eventualmente forse col tempo potrebbe scolorirsi durante l'attrito con cemento o altre cose, i bordi qua delle cuciture, hai capito? Però vabbè, finché non ho le doti di previsioni del futuro. Apriamo qua, vediamo cosa c'è, magari c'è qualcosa. Sì, c'è qualcosa, difatti l'avevo detto io. C'è questo contenitore. Questa cosa è utilissima. Peccato che sia difettata, non ha fatto il botto. C'è altro oltre a quello? Questa è la cosa più bella. Perché c'è un cavo USB? Taschetta interna, ok. Ah, che carino, anche questo ha la porta USB per ricaricare. Beh, molto molto carino, sai, questo è veramente molto molto carino. Occhio che sembra rigido, in realtà è semirigido, guarda, vedi?
Tac, tac, tac. Dirò, questo è molto, molto simpatico, carino, moderno e qualitativamente mi sembra anche superiore. Vabbè ragazzo, non c'è molto da parlare, io parto dal laboratorio, ti metto il link in descrizione e ci vediamo alla prossima marchettata. Sì, sempre il sabato, non sta a preoccuparti.